Il Lascari Cefalù torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Ilardo e lo fa affrontando la nuova rinascita in una partita da sfruttare a tutti i costi per provare quantomeno a mantenere il distacco in classifica. La squadra guidata da mister Comito cerca di spingere fin dai primi minuti con il piede sull'acceleratore. Dopo un paio di minuti c'è un calcio di punizione per Tarantino, la palla sulla barriera, poi ancora Tarantino con la palla che arriva in area di rigore, parata dal portiere, arriva Cotugno, ma sulla ribattuta l'attaccante è in fuorigioco, fa comunque la partita. La squadra in maglia giallo-rossa qui con questa azione sulla sinistra con la palla che rimane in area di rigore, poi capita sui piedi di Capitan Fazio. Mattos la respinge in volo d'angelo evitando guai peggiori. O ancora il Lascari Cefalù che attacca, passano ancora 2 minuti, siamo al settimo con la palla che arriva tra i piedi di Pastorella, il quale carica il destro dalla distanza, la palla che attraversa tutta l'area di porta. Poi al 21esimo c'è l'attacco sulla sinistra del Lascari, arriva imperante sul primo palo Moccio, il quale però non inquadra lo specchio della porta. Passano altri 3 minuti e il bomber del Lascari prova a girarsi in area di rigore, c'è la deviazione, la palla spiove per sua sfortuna sopra la traversa, ma passa un minuto, batti e ribatti all'interno dell'area della nuova rinascita, la palla rimane in area e poi sui piedi di Peppe Fazio. Minuto 25, passa in vantaggio il Lascari Cefalù con il suo capitano, con il suo giocatore più rappresentativo almeno in termini di esperienza con questa maglia. Sblocca la partita. Poi al 35esimo ancora Lascari che attacca con la palla che arriva nuovamente sui piedi di Fazio, conclusione che fa la barba al palo alla destra di un Mattos che sembrava ormai battuto. Poi ancora il capitano del Lascari Cefalù, come stiamo per vedere dopo questa lunga azione sulla destra, apparecchia per la conclusione, questa volta ancora meno precisa di quella precedente. Con le immagini però passiamo al secondo tempo con l'azione che si sviluppa da sinistra a destra. La palla arriva sui piedi di Pastorella, il quale scarica questa bordata da pochi metri, la mette all'angolino opposto dove non può arrivare Mattos, inchino dell'ex Don Carlo Misilmeri che raddoppia per la sua squadra. Poi minuto 53, calcio di punizione per il Lascari Cefalù, ci prova dalla sua mattonella Peppe Fazio, la palla scende troppo tardi rispetto alle sue intenzioni e dunque sorvola la traversa, ma ancora Lascari Cefalù dominante in questa partita. Cross dalla destra per il colpo di testa di Mocciolo, smanaccia in qualche modo Mattos che poi la va a prendere sulla ribattuta. Un paio di minuti dopo Pastorella devastante sull'out di destra, resiste anche una carica, arriva sul fondo, mette in mezzo un tiro cross sul quale non riesce ad arrivare nessuno, in primis Mocciaro, ma passano pochi minuti. 63esimo, ancora Pastorella con la giocata sulla destra, il cross che arriva al centro per la girata in torsione vincente da parte di Cotugno che torna a segnare davanti al pubblico amico. E allora al 63esimo chiude la pratica il Lascari Cefalù che cala di intensità inevitabilmente, concede qualcosa alla nuova rinascita. Qui al minuto 71 la conclusione di John Gambo con la palla che si perde fuori da buona posizione. Passa per un minuto e c'è questa azione sulla sinistra da parte della formazione pattisana che arriva sul fondo, c'è un tocco di mano in aria e allora calcio di rigore in favore della nuova rinascita. Dal dischetto si presenza Anzonuccio a tu per tu con Mammano, il quale viene spiazzato nettamente. 3-1. Nuova rinascita che accorcia le distanze, ma passa un altro minuto e c'è ancora un attacco molto pericoloso creato proprio dalla formazione ospite, ancora con la difesa del Lascari molto alta, in qualche modo prova ad uscire, riesce ad uscire man mano, ma la palla finisce direttamente sui piedi di John Gambo che non inquadra la porta, con lo specchio completamente libero, occasionissima per riaprire la partita. E allora rialza i giri del motore il Lascari Cefalù che non poteva non affidarsi a Denny Mocciaro. Minuto 76, ancora in gol, torna a segnare all'Ilardo il bomber, il simbolo del Lascari Cefalù che chiude i conti, cala il poker e regala di fatto 3 punti alla sua squadra. Ultimi tentativi della partita con la nuova rinascita che cerca la conclusione. Bravo Mammano questa volta sulla conclusione dalla distanza di Briganti. Infine ultimo tentativo da parte di Bocciuei su calcio di punizione di Fazio, ma non c'è più tempo. Il direttore di gara fischia 3 volte, il Lascari Cefalù vince e allunga sul Città di Villafranca in classifica. Da Sportisile è tutto, alla prossima.